C'è tempo fino a domenica 16 luglio per visitare al Museo Ugo Carà di Muggia la mostra Incantesimo Metafisico, che ripercorre 30 anni della carriera di Giovanni Duiz e che nel contempo celebra i 100 anni dalla nascita dell'artista. E siamo in compagnia di Massimo Premuda, che è il curatore della mostra, una mostra che pone l'accento, dicevamo, su 30 anni della carriera di Duiz, dagli anni 60 agli anni 90, e che però, come dire, indica più aspetti della produzione. Sì, indubbiamente. Sicuramente i lavori più antichi sono proprio della metà degli anni 60, in cui ancora utilizzava l'olio e un tipo di pittura più impastata, burrosa, con un tipo di tavolozza quasi monocromatica che funziona solo per toni. E invece appunto ben si vede come dai primi anni 70 la tavolozza si schiarisca con l'utilizzo appunto dell'acrilico, appunto si ritrova, come possiamo dire, proprio questo piacere per il particolare, per questi magnifici, quasi ossessivo proprio nella ricerca di questi particolari che fanno poi proprio una delle cifre caratteristiche della pittura di Giovanni Duiz. Massimo, di chi parliamo quando parliamo di Giovanni Duiz? Prima di addentrarci poi all'interno della mostra. Certo, e Giovanni Duiz è stato appunto un artista triestino, nato nel 23, come anche il suo grande amico Aldo Bressanutti. È interessante appunto vedere come Aldo Bressanutti, Nino Duiz e appunto Villi Bossi fossero molto legati, hanno esposto per moltissimi anni assieme, dalla metà degli anni 60 alla metà degli anni 70, e con tantissime mostre di gruppo anche qui a Muggia e anche appunto sul tema muggesano. Anche lui, come Bressanutti, è stato un autodidatta, e il tipo di pittura che ci ha regalato Nino Duiz è un tipo di pittura, per certi aspetti potremmo accostarla al naif per forse certe ingenuità, ma sicuramente la possiamo accostare appunto alla grande metafisica del Novecento, proprio per queste atmosfere così rarefatte, così magiche. Il titolo proprio della mostra è Incantesimo Metafisico, in quanto sembra quasi che in ogni quadro ci si trovi veramente in una fiaba in cui è arrivato un sortilegio e ecco, il cattivo della storia abbia fatto addormentare tutti e ci si trova in questo tempo sospeso. Una specie di Bressanutti incontra De Chirico, incontra Brigaduna a questo punto. Cioè, immagino che anche questa visione differente fra i due abbia fatto in modo che non fossero rivali. Sicuramente. Uno dei grandi focus di Duiz è stato sicuramente, come anche per Bressanutti, tutta la nostra macro area, dunque parliamo del Friuli, parliamo della Venezia Giulia e parliamo chiaramente dell'Istria. Qui in mostra ci sono molte vedute proprio di Muggia, chiaramente, ma anche di Trieste, di Pirano e di tantissimi paesini del Carso. Sono paesini individuabili o quasi tutti? Sì.
E era precisissimo anche nei titoli, tutto è scritto e tutto è segnato, anche nei titoli, ed è appunto interessante vedere come un Bressanutti fosse così interessato all'aspetto del pittoresco e invece Duiz fosse interessato proprio a questo aspetto, come ad esempio questi pezzi che abbiamo qui dietro, lavorando anche tanto con Sergio Molesi, anche ad esempio a un discorso, perché avevano organizzato diverse mostre a tema ambientalista, ecologico, e dunque non ci fa vedere solo il bello, ma ci fa vedere anche il brutto, che possono essere parcheggi, possono essere segnali stradali. Massimo, visitiamo la mostra in maniera, verrebbe da dire, quasi randomica, cioè senza una direzione ben precisa. Volevo partire a questo punto da questa veduta del Colle di San Giusto, dove per certi aspetti i riferimenti a Bressanutti sono dovuti, sono evidenti, ma è evidente anche ciò di cui discutevamo prima, vale a dire questa trasformazione, mettiamola così, metafisica che l'impulso alla Bressanutti riceve, insomma, se vogliamo. Sì, indubbiamente questo è un pezzo molto grande, dalle dimensioni museali, è un pezzo del 1990, ben vediamo appunto come la sua tavolozza si fosse schiarita, raffinata, ma sempre con questa palette di colori in verità caldi, rassicuranti, l'assenza della presenza umana non è distopica, ma anzi proprio grazie a questi colori terra, caldi, comunque resta qualcosa appunto di non allucinatorio, ma assolutamente rassicurante. Non c'è nemmeno una figura umana. No. Questo è un pezzo che fa parte di un ciclo molto più ampio, che erano appunto le chiese del nostro territorio, le chiese di Trieste e dell'Istria, e in questo caso appunto vediamo alcune delle chiese simbolo di Trieste, vediamo appunto San Silvestro, Santa Maria Maggiore e la cattedrale di San Giusto. Interessante vedere appunto come da un taglio quasi post-giottesco, potremmo dire, le diverse prospettive che il nostro Bressanutti, il nostro Giovanni Duiz appunto abbraccia, vanno a completamente ricostruire lo spazio, e dunque veramente gli edifici diventano dei puri volumi, e in questo modo vanno proprio a saturare lo spazio. E come dicevi tu prima, è un'assenza di persone, è un vuoto di persone, se così vogliamo, che però non disturba, non crea inquietudine. No. Sicuramente uno è la scelta sicuramente di questa tavolozza calda e rassicurante, e poi quest'idea che sia quasi come un enorme gioco per bambini, perché veramente gli edifici diventano proprio dei volumi che sembra vederlo giocare proprio. Senza voler emettere un giudizio né altro, sembra quasi di aver sotto gli occhi un puzzle. Assolutamente. Cioè, questa, sì. Con queste, e poi, laddove è vero, così posso anche citare un mito della mia infanzia, ma forse anche della tua, laddove appunto Bressanutti è pieno di cose tipo Jacoviti, certo, cioè, se vogliamo, qui invece appunto di nuovo vicino c'è San Giusto. Anche qui la prospettiva è abbastanza particolare, per dire la verità, no? Perché un San Giusto preso dal giardino del Capitano, dunque assolutamente, insomma, dall'orto lapidario, dunque sicuramente una vista di San Giusto inconsueta, anche perché appunto in primo piano abbiamo San Michele al Carnale, e dunque appunto è una chiesa che di solito passa assolutamente inosservata.
E anche qui vediamo appunto questa tavolozza schiarita, questo grande amore, questa magnifica ossessione, potremmo dire, per i particolari. Vediamo che appunto si divertiva, era una sorta sicuramente di meditazione in cui si divertiva proprio a dipingere ramo per ramo, tegola per tegola, ed era appunto sicuramente un lavoro molto legato alla meditazione. Lo sfondo? E lo sfondo in questo caso appunto la fa rientrare in questo suo immaginario legato sicuramente al Medioevo, in cui appunto andava a trasformare, a miticizzare le vedute di tutta la nostra macroarea. Mettiamoci, Massimo, vicino al quadro che forse più di ogni altro, diciamo così, sintetizza o indica questa quasi attrazione, diciamo così, che Duiz aveva per paesaggi quasi medievali, eccetera, come credo anche Molesi avesse sottolineato in un suo intervento. Questa veduta di Muggia oggettivamente potrebbe più che altro far parte, diciamo così, di qualche dipinto medievale, magari di dimensioni maggiori. No? Sì, indubbiamente questo è uno dei pezzi per noi più significativi, più interessanti. Non è vero che lo abbiamo utilizzato come immagine guida di tutta la mostra. È un pezzo della fine degli anni 60 in cui vediamo che Duiz usava ancora l'olio e appunto una tavolozza più impastata, più calda, più burrosa, ma in questo caso vediamo che proprio la restituzione del centro storico di Muggia è assolutamente fantasioso. È fantasioso in quanto anche qui gli edifici diventano dei meri volumi, addirittura toglie le finestre, toglie le porte, e oggi forse con questa nostra visione un po' come possiamo dire traviata da questo utilizzo del drone così massiccio nel cinema, nella TV, ci sembra quasi che questa veduta a volo d'uccello sia stata appunto ripresa da un drone, proprio perché i droni ti danno quel senso proprio che la città e gli edifici diventano dei meri proprio volumi, no? E dunque c'è quell'idea proprio di quello spazio lì. E sicuramente, come dicevi tu, Duiz si è occupato anche molto di illustrazione, ha illustrato moltissimi libri anche storici. E dunque questo suo tema, questo suo interesse proprio per la Muggia medievale, per la Trieste medievale, per l'Istria medievale, era qualcosa che aveva molto praticato e che poi appunto restituiva anche in quadri e soggetti così diciamo più liberi. Qui siamo proprio all'entrata del Mandracchio, siamo in mare aperto e veramente come fossimo un uccello stiamo entrando in questo porticciolo protetto, questo porticciolo murato. Ma ci sono veramente tutti gli elementi, e sicuramente nei pochi elementi che lascia nel quadro della presenza umana appunto c'è un sapore molto forte, sembra veramente che sia appena sparito dietro l'angolo qualcuno. Massimo, avviciniamoci a quello che lo stesso Duiz considerava la sua veduta più bella, quasi il suo capolavoro, che ci offre il destro per affrontare un altro discorso, che sono queste influenze che sembrano quasi naif, per dire la verità. Indubbiamente, vabbè, uno dei temi più caratteristici, proprio caratterizzanti la pittura di Duiz, sono stati sicuramente queste casette, questi villaggi, questi paesini del Carso, dell'Istria. Questo era un pezzo a cui lui era affezionatissimo, come mi hanno raccontato gli eredi. Appunto è un pezzo della fine degli anni 90, è un pezzo su cui ha lavorato moltissimo tempo e lui lo considerava uno dei suoi capolavori, ed è un
piccolo ma significativo capolavoro, riunisce tantissimi temi della sua pittura, ma soprattutto ha questa tavolozza così calda, così delicata, così attenta, che alla fin fine mette assieme veramente tanti aspetti. Poi c'è l'ossessione per il particolare, ci sono tutta una serie di aspetti tipici della sua pittura, e dunque anch'io concordo con lui. Anche qua però poche finestre. Poche finestre, esatto. Sì, quanto basta, verrebbe da dire. Quanto basta, evidentemente. E sì, l'amore per i volumi, questi volumi puri, questa forma, insomma, che emerge. E poi anche quest'ombra che penso lo abbia abbastanza intrigato, perché per certi aspetti ha dovuto dipingere 2 volte l'albero. Sì, senza dubbio, ma insomma, appunto, abbiamo visto quanto gli interessasse il nostro territorio, lo scorrere delle stagioni. Dunque questa, insomma, appunto è una veduta pre-primaverile, in pratica, quando gli alberi non sono ancora così in fiore con le foglie, ma insomma già si sente questo odore di primavera. E anche questo pezzo qui, proprio della metà degli anni 90, è un pezzo molto significativo, ha questa tavolozza assolutamente inconsueta, con questi tetti viola, questi muri verdi viola, questo tema dell'orto conclusus, di tutti questi giardini chiusi, i muretti, questo carso arroccato, ma così anche rassicurante proprio per questa tavolozza assolutamente gioiosa, luminosa nel senso più bello del termine. E anche qui è incredibile che sembra veramente che Duiz sia andato a prendere ispirazione utilizzando veramente un drone, vedendo dentro queste microscopiche corti interne, aie, potremmo definirle, dei paesini dell'Istria del Carso. Laddove lo sfondo sembra quasi impressionista. Sì, questo bosco, probabilmente, questa boscaglia. Prospettiva, qui saltano tutte quante le regole, però anche in questo caso non disturba minimamente. No, infatti, alla fine, un po' per la tavolozza, un po' per, insomma, la sua esperienza, veramente questi volumi vanno a creare veramente uno scherzo ottico che alla fine ci fa veramente credere in questo mondo. E appunto c'è questo aspetto sempre di questa realtà in cui entra la fantasia, o questa fantasia o magia in cui entra la realtà, e dunque vanno proprio su questi 2 binari paralleli. Ci abbiamo verso la conclusione della nostra visita, prima però tocchiamo questo aspetto della produzione di Duiz che riguarda i deserti. Sì. Duiz, appunto, come il grande ciclo sulle mostre, sulle chiese di Trieste, un altro grande ciclo era stato questo dei deserti. Anche qui è interessante vedere come cambia la sua tavolozza. Dunque, se da una parte le architetture hanno sempre questi toni così caldi, quasi monocromatici, d'altra parte invece in questo caso c'è proprio questa attenzione per questi cieli azzurrissimi che vanno in assoluto contrasto con queste terre, come si vede, insomma, un po' in tutto questo grande ciclo dei deserti. La cosa incredibile è che questo sembra un deserto medio orientale, o comunque qui ti puoi immaginare, che so, William Holden e Ernest Borgnine nel mucchio selvaggio, quindi pieno Messico, sì, o comunque in quelle situazioni. Denota immagino curiosità e una grandissima apertura anche. Sì, indubbiamente. Sembrano delle scenografie di film, sinceramente. È chiaramente un territorio che lui non conosceva così bene, ma è proprio interessante, proprio perché è chiaramente anche qui assolutamente una possibile restituzione di fantasia. Sì, tipo Salgari che non si è mai mosso esatto. dal suo studio. Esatto. Allora, parliamo, Massimo, di questo aspetto della produzione di Duiz,
che riguarda le isole. Qui ci sono rimandi evidenti, soprattutto in questo, insomma, l'orologio che si scioglie, qui siamo, questo è Dalì. Assolutamente. Non dire nemmeno... Sì, il titolo è proprio l'isola di Dalì. E come si inseriscono questi soggetti nella sua produzione? Allora, un altro, appunto, altri grandi temi della sua pittura sono state ad esempio le isole, le marine, tutte le chiese di Venezia, in questo caso delle isole immaginarie, assolutamente immaginarie, e anche molti posti della realtà vengono trasformati in isole, per dire c'è una bella veduta di Muggia che si trasforma in un'isola, o di altre città conosciute. In questo caso abbiamo due isole di fantasia, chiaramente. Dunque da una parte abbiamo l'isola di Dalì, che era chiaramente un artista che lui amava e studiava, e dall'altra parte invece abbiamo questa isola delle chiese. Questa isola delle chiese sembra veramente un'opera pensata per un pubblico di bambini, proprio quando vengono i più giovani in mostra a vedere le opere, si fermano lì e veramente cominciano tutto il percorso e vanno da una chiesa all'altra, eccetera, e ha sicuramente anche, come potremmo dire, delle suggestioni legate sicuramente a Calvino e altre opere anche letterarie, ed è appunto un'opera di fantasia ricca di grandissime suggestioni. 20 anni prima rispetto all'isola di Dalì e all'isola delle chiese, Duiz era già stato, diciamo così, in ambiente marittimo, in ambiente marino, con questi due dipinti molto semplici sotto certi aspetti. Forse sono quelli più inquietanti dell'intera mostra, no? Ma indubbiamente, anche qui, in questo caso, ad esempio, sono assolutamente dei paesaggi marini, quasi di fantasia, però hanno queste atmosfere veramente molto cupe, quasi alla Nathan, con questa grande inquietudine proprio di sentimento. Però è bello proprio l'aspetto della rappresentazione, perché le barche che vengono rappresentate sono delle tipiche imbarcazioni del nostro territorio, sono delle batane, sono le tipiche barche istriane, e dunque anche in un paesaggio che in verità è proprio specchio dell'anima e dei sentimenti evidentemente così combattuti di quel periodo, ecco, si ritrova proprio questo sapore di casa nostra. È curioso, no, Massimo, che l'inquietudine sia data da colori molto, come posso dire, da colori molto chiari, non da colori scuri. Di solito se vuoi inquietare usi colori scuri, eccetera. Qui invece sono dei colori... È giorno, ecco, voglio dire, certo. Non è notte. Sì, sono queste sabbie che però in questo caso, ecco, vanno sicuramente un po' come possiamo dire, a livellare, a togliere proprio, ecco, gioia sicuramente al paesaggio. Allora io ringrazio Massimo Premuda per averci accolto ancora una volta al Museo Carà, dove penso di poterlo anticipare senza svelare troppo, ci vedremo fra un paio di mesi circa per il consueto appuntamento con la Fondazione CR Trieste. Sì, dalla metà di settembre sicuramente.